ragazzi, stiamo arrivando in un bel posticino, a fra poco. Ci siamo quasi. Ma che si vede il lago. No, è andato via. Ghost Park. Eccoci ragazzi, finalmente arrivati. Finalmente Andrea ha già incominciato a scaricare la macchina. Adesso gli do subito una mano. Abbiamo fatto 2 chiacchiere con i vicini di posta, dicono comunque che i pesci si trovano a galla. E niente, vediamo come si svolgerà questa sessione. Ci hanno detto comunque di pescare lungo, 120-130 metri. E siamo alla posta 22. Per un cambio ci siamo spostati da 17 alla 22, poi ve lo diremo meglio dopo. E niente, adesso procedo, do una mano a Andrea a scaricare la macchina. Davanti da noi piatto e liscio, poi parte un erbaio con uno scalino a 9 metri. Ancora scende 9,4, 9,6. Ci troviamo a 20 metri da riva e abbiamo comunque 9,8 metri. Un fondale liscio. Niente ragazzi, dato che il barchino ci ha lasciato momentaneamente a piedi, ho clippato le mie canne e lo sbomb su un punto che ho trovato col dipper, quello che avete visto prima, degli 8,7 metri sulla mia sinistra, della piccola buca prima dell'algaio, circa 60 metri. E poi l'ultima sparata più lontano che posso, circa sui 95 metri, perché comunque con le mie 3 libere non arrivo oltre. Abbiamo visto che più dei 95 metri non riesco a fare, quindi una canna l'ho tenuta sui 95 metri, una circa sui 60-65 metri prima di un piccolo algaio e una su un piccolo scalino sugli 8,7 metri, molto pulito, duro e niente, che dire, speriamo. Ho lanciato circa 5 sbomb per canna e con la clip ovviamente uno può fare un lavoro molto accurato e molto preciso, quindi sono sicuro di aver fatto una buona pasturazione. Ho optato per una pastura a base di boilies, mais e tiger e l'ho bagnata con il Gu Species Squid e un po' di liquid match Pacific Tuna. Ho lanciato i miei inneschi senza sacchettino. Per questa sessione ho optato per degli elicotteri e un inline con bombetta, quello che è calato qui a una 40 di metri. E niente, speriamo di portare in camera qualche bella carpa. In questo lato della cava ci hanno appunto consigliato di usare il barchino, dato che si può e dato che consigliano di uscire a più di 100 metri, quindi è stata proprio una sfortuna per noi non poter usare il barchino, ma non abbiamo ben capito quale è stato il problema
il barchino esce a una distanza di circa 40 metri e poi perde il segnale. Si ferma, si accendono le luci e magicamente dopo 20-30 secondi riprende il segnale. Ovviamente non ci siamo mai fidati a farlo proseguire nella calata, quindi l'abbiamo sempre rientrato e non abbiamo ben capito quale può essere il problema. Anche i nostri vicini di posta hanno provato ad aiutarci, ma sembra appunto che ci sia un problema nella ricezione del segnale. Quindi niente, ci siamo armati di sbomb come potete vedere. Ci stiamo provando in tutti i modi. Ci vediamo tra poco. Ciao ragazzi, Vi direi buongiorno, ma non è per niente un buongiorno. Il barchino ci ha abbandonato e abbiamo dovuto rivoluzionare totalmente la nostra strategia di pesca, che Cioè, sapete anche voi, la pesca col barchino è totalmente diversa da una pesca a lancio. Avevamo piombi grandi, tanta pastura, quale particle, pellet, sì, sessione programmata per usare il barchino. e ci siamo trovati senza barchino con 2 sbomb. Per fortuna avevo portato comunque la canna sbomb e E con un bel algaio davanti alla nostra postazione fino a 60 metri, 70 metri, dove il barchino era il jolly per andare a superare bene l'algaio, pasturare bene sull'innesco. Però, insomma, siamo adeguati. ci siamo trovati in una situazione estrema. Col Dipper abbiamo sondato un po' tutta la nostra posta, siamo riusciti a trovare qualche piccolo punto senza alghe. Sì, vorrei dire un attimo che comunque il barchino al Ghost Park è fondamentale. Tutti ci hanno consigliato di portare il barchino e praticamente tutti i pescatori che sono qua sulle sponde lo stanno usando. Quindi ci siamo trovati proprio in una situazione di svantaggio, perché Ghost Park a lancio devi essere bravo, devi tirare fuori una bella tecnica e avere tutto programmato per una sessione a lancio. Noi siamo arrivati qua per una sessione a barchino e ci siamo dovuti adeguare per una sessione a lancio. Cioè, è stato proprio davvero estremo, davvero estremo. Estremo. Ringraziamo comunque tutti quelli che ci hanno dato consigli e che Esatto. ci hanno aiutato appunto ad affrontare questa sessione tramite i vari social. Sì, e questo volevo dire, insomma, che comunque qua al barchino ci sarebbe stato di grande aiuto. E Sì. sicuramente la sessione sarebbe andata avrebbe preso una piega un pelo diversa. Sì, Decisamente. quindi È stata un po' una sfortuna. Da aggiungere a questa sfortuna del barchino abbiamo avuto altre 2 o 3 sfortune che non vi stiamo ad elencare, però è stato un po'... mi sono dimenticato un po' di cose a casa, ragazzi. Partendo da un po' di cibo a qualche esca.
qualche pezzo per fare i terminali, ho dimenticato qualcosa a casa. Però vabbè, dai. Vabbè, per fortuna comunque siamo Sì, riusciti a rimediare. risolvibile, Tutto rimediabile. rimediabile. E niente, ritornando al Dipper, abbiamo sondato un po' tutta la zona, adesso abbiamo trovato diversi buoni punti e niente, vediamo dai, come già vi abbiamo detto il lancio è difficile, in questa posta bisogna superare le alghe e con le nostre canne è molto impegnativo. Ci siamo attrezzati e abbiamo rivoluzionato i nostri terminali, Sì. le nostre bobine anche, perché le ho rimbobinate tutte con del filo più sottile e questo mi ha aiutato a fare quei, direi, 7-8 metri in più. Cioè, io ho dovuto togliere i sacchettini dalle mie calate, che io Ovviamente. ho mai calato una canna senza sacchettino, e qua 3 canne senza sacchettino. Aggiungiamo che Andrea ha usato il foam. Ho usato il foam della Fox per stare più tranquillo, perché anche se sto usando degli spinner rig in fluorocarbon, quindi insomma si può aggrovigliare, ma comunque la percentuale di aggroviglio è molto minore. Però comunque mi sono aiutato dal foam che se usato nel modo giusto il terminale non si aggroviglierà mai. E poi ho una canna zig e lì devo usare il doppio foam e anche lì non ho avuto problemi. E se lancio o con un foam o senza proprio, vedo che comunque lo zig fa dei giri strani e metti 2-3 lanci su 4-5 li intrighi, o comunque io li intrigo. Quindi ho usato 2 foam e col foam sono riuscito a fare quello che volevo fare, insomma arrivare lontano con la sicurezza di non essere aggrovigliato, quindi ho usato il foam. Io non ho usato il foam, ho usato degli Gli elicotteri. elicotteri, un'altra opzione che vi consigliamo anche. Certo, mi sono trovato benissimo. Una cosa che ho notato, più il rig è lungo, più rischi di aggrovigliarlo ovviamente. Quindi i rig corti, si parla di 12, 15, 16 cm al massimo, e lanci lunghi. Questa mattina sono riuscito ad arrivare magicamente a 97-98 metri. Dopo un po' di lanci, dopo un po' di allenamento, bisogna prendere un attimo l'abitudine, la mano, perché noi è la prima volta, sono i primi approcci a dei lanci così. Mai fatti. Ho un lago dove serve arrivare così distante, perché come diceva prima Luca abbiamo le canne non per lanciare lontano, assolutamente. Non abbiamo le canne giuste per lanciare lontano. Lo sapete, io ho 3 Hyperloop, 3 libere, 13 piedi. Quindi molto elastiche, molto. Andrea della Livio, sempre Shimano, 12 piedi. 3 libre, sono anche le cannine. sue. Difficile arrivare lontano. Sono cannine. E niente, però un buon lancio. Cioè, La questione è che è ovviamente fuori pastura e non ho neanche provato a lanciare uno sbombo, perché penso che sia stato forse l'unico lancio, cioè il lancio più lontano che io abbia mai fatto questo, quindi non ci provo neanche a sbombare. Troppo caldo, troppo caldo. Abbiamo dato una piccola rinfrescatina con lo sbomb, io ho rilanciato le canne e ancora dita incrociate.
Ciao ragazzi, dopo tante difficoltà e dopo tanti imprevisti siamo riusciti ad avere la prima partenza. È un piccolo storione, andiamo a Guadinarlo. È l'1 del pomeriggio di sabato, stamattina ho dato una bella pasturata e un po' di movimento c'è stato. Dai, adesso tiriamo su questo storione e speriamo di prendere una carpa. Ragazzi, eccoci qua, primo pesce della sessione, dopo tante difficoltà, dopo tanti improvvisti, dopo una serata piena di sforzi e impegni e anche qualche delusione, che poi vi spiegheremo meglio, siamo riusciti a portare un pesce in camera. Il mio primo storione della mia vita. Bello storione sui 9-10 kg. Sicuramente un vecchio veterano di questo lago. È caduto su uno spinner rig con una wafter della Mainline Pineapple del 12. E mi rilascio. Buongiorno ragazzi, che dire? Questa notte è stata molto difficile, abbiamo avuto 2 partenze, ma non siamo riusciti a portarne a guadino neanche una. Una su Stick Rig di Andrea, persa
dopo qualche minuto di combattimento, una slamata mia su una bilanciata all'ananas. Peccato ragazzi. Avevo fatto un bel lancio, circa 95, 96, 97 metri. Peccato. Adesso sono le 9 del mattino, si parte, canne rilanciate e siamo pronti, in attesa delle nostre amiche carpe. Da 20 kg di veronesi. Adesso ragazzi, abbiamo avuto una partenza a missile sulla quarta cannina. Ecco la tachicardia. Vamos. Ci siamo ragazzi, un bellissimo amur, finalmente, un bellissimo amur. Primo amur, primo pesce, finalmente. Ragazzi, abbiamo un bellissimo amur. Ovviamente non è stato su dall'acqua, però è stato comunque un duro combattimento. Gli diamo una mano a buttare fuori tutta l'aria dalla pancia. È una cosa molto importante, perché l'amur a volte può sembrare che ha ancora energie, mentre magari ha energie per fare uno sprint. Dopo uno sprint lo vedete passare pancia all'aria. Un bel mostro. Un bel mostro. Che ci siamo? Un bel pesce, signori. Un bel pesce, signori. Ne aspettiamo sicuramente altri. 17,5 kg. Un bel pesce.
Pesce bellissimo. Andrea nella canna Zig a 2 metri ha visto una partenza. Sfortuna non siamo riusciti a portarla a guadino, però la partenza c'era, quindi Peccato ragazzi. peccato. Cioè, ho i rig già fatti di corda perché volevo provare, ho preso zig kit di corda e i rig già fatti, ready rig si chiamano, ready zig rig. E c'hanno un amo del 10 ragazzi. Io super scettico, ho detto boh, lo provo, perché comunque il negoziante me li ha consigliati anche per pesci comunque di taglia. E prima partenza l'ho persa. Sarà sfiga? Sarà l'amo piccolo? Tutte le cose messe insieme non si sa. Devo fare un paio di prove. Magari ditemi anche voi, diteci anche voi se li usate i ready zig rig di corda. Ciao ragazzi, abbiamo avuto un'altra partenza, una partenza molto strana, prima incalata e poi ho iniziato a prendere filo e ho aspettato prima di ferrare e ho aspettato che prendesse filo, insomma. Adesso vediamo di cosa si tratta, sono super agitato ragazzi. Ci siamo ragazzi, si sta avvicinando sempre di più, stessa canna di prima con uno spinner rig e una piccola pallina del 12 Alpine Apple della Nellline. Una piccola carpa. Ah no, ma che cazzo? Non è la tua. Hai visto? No. Sono passate 2 carpe. Non so cos'erano, due carpette, non so. Incredibile. Ragazzi, ho la tensione a 1000. La carpa o il pesce che ho in canna è iniziato a prendere così tanto filo che è andato così sulla postazione dei ragazzi qua vicino. Adesso l'abbiamo raddrizzata per fortuna. Eccoci ragazzi, abbiamo fatto un'altra bella cattura, purtroppo non è una carpa, ma comunque non voglio essere deluso. È un bello stoglione di 15 kg, un bel pesce ragazzi, guardate qua che bestia, mi ha fatto dannare come pochi, davvero, pochi combattimenti ho fatto così. Facciamo riprendere un po' d'acqua. L'ultimo sguardo a questo bel pesce e poi proseguiamo con il rilascio. 15 kg. Sembrava anche di più,
Venite con me a Rivash. Ciao ragazzi. Sessione finita. Siamo arrivati ai saluti. Non sono usciti molti pesci, però contando le circostanze e tutte le sfortune che abbiamo avuto è stata comunque una sessione movimentata. Sì, per il lago che è affrontato a lancio è stata una bella sessione. Secondo me abbiamo pescato molto bene e quindi quelle poche opportunità che abbiamo avuto le abbiamo sfruttate al meglio dei modi. La sponda in cui abbiamo affrontato la sessione non è una sponda da lancio, bisogna superare i 100 metri, quindi il barchino è essenziale, però vabbè, abbiamo comunque fatto la nostra sessione. Vabbè, siete sfortunati. Sicuramente col barchino forse riusciamo a fare qualche bella carpa, perché davanti a noi, cioè davanti a questa postazione, a 120 metri si trova un bel panettone, un bel plateau che si rialza sicuramente di qualche metro. Sì, un bel gradino gigante. Era proprio lì che dovevamo andare a pescare con il barchino. A lancio siamo arrivati, quindi abbiamo sfruttato per metà la nostra postazione, diciamo. Però quei pochi pesci che abbiamo fatto, quei pochi combattimenti che abbiamo fatto, sono stati combattimenti da paura. Cioè, super adrenalinici, con dei pesci super incazzati, super aggressivi, che tiravano come le trene. Quindi figuriamoci delle carpe da 20 kg, che qua dentro è super pieno, super popolato. Che emozioni e che adrenalina che ti dà. La prossima volta le porteremo in camera, quindi Sicuro. avremo queste Un emozioni. bel po' di chili di pesce, un bel po' di chili di carpe. Speriamo. Bisogna. Stiamo già programmando bene la sessione, perché in laghi come questi andare lì la prima volta e fare subito del pesce vuol dire che comunque è stato bravo, con un po' di fortuna. Quindi c'è sempre quella prima sessione di ricognizione, quella prima sessione, Certo. dove bisogna andare a studiare un attimo il lago, cioè, ma parliamo di laghi grandi come questo, ma anche come i laghetti di sotto casa, come le riserve a pagamento, no? Ci vuole qualche sessione di Esatto. ricognizione. Bisogna capire che acqua e che pesci hai davanti, come sono abituati. Quindi questa è stata un'ottima sessione di ricognizione, abbiamo capito molte cose e sicuramente per la prossima sessione abbiamo molte informazioni in più e un vantaggio sicuramente più alto. Prossima, col barchino funzionante, la pratica di oggi, la teoria consigliata appunto dalla gente, siamo sicuri che la prossima sarà un successo. Esatto. Intanto abbiamo visto qualche postazione qui vicina, ci siamo fatti un'idea già per la prossima volta e siamo sicuri che la prossima volta vi porteremo ottime immagini E delle belle carpe. Niente ragazzi, che dire, Andiamo a casa. non ci rimane che salutarvi, darvi appuntamento a un nuovo video con nuovi posti, nuove carpe, nuove esche e questa volta aggiungerei anche nuovi riti. Esatto. Alla prossima. Un saluto. Ciao. Ciao. Ragazzi, questa qua è la postazione 24, un grandissimo specchio d'acqua, sicuramente una delle postazioni che vi faremo vedere la prossima volta, molto probabile. Una bellissima postazione. Proseguiamo per il resto del lago. Bella sta posta, chiusa proprio. Ciao.
Ciao. Distance stick. No, c'è il sole. Ragazzi, lì c'è scritto Parco del Brenta. Abbiamo clamorosamente sbagliato lago. Però adesso torniamo indietro e andiamo nel lago giusto in teoria.